in questo stadio fantastico che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro in questo stadio fantastico, Portogruaro noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che tifiamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia nuova. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio Granata, leva via la polvere dai cuori. Speaker suona musica buona, Portogruaro 1-0. Tifiamo Portogruaro in questo stadio fantastico dove i sogni si aprono. 11ª giornata del campionato di eccellenza femminile Veneto, seconda fase girone Silver. Di seguito le formazioni che scenderanno in campo agli ordini del direttore di gara Stefanuto di Portogruaro. Cavolano con il numero 1 Corner, numero 2 Pozzetto, numero 3 Focus, numero 4 Gloria, numero 5 Scretti, numero 6 Cardi, numero 7 Poles, numero 8 Campagna, numero 9 Carlet, numero 10 D'Alto, numero 11 Pelin. Allenatore signor Anzanello Nicola. Formazione del Portogruaro con il numero 1 Marica Fontana, con il numero 2 Vittoria Gava, con il numero 3 Denise Petrin, con il numero 5 Deborah Pimedan, con il numero 6 Karen Zuccolina, con il numero 7 Ginevra Bertolini, con il numero 9 Vittoria Fiorina, con il numero 11 Gialla Pignandel, con il numero 13 Maddalena Francescucco, con il numero 14 Vanessa Lavelli e con il numero 20 Vittoria Covellina. A disposizione dell'allenatore signor Antonino Paolo con il 4 Michela Marchesin, con l'8 Lucia De Fazio, con il 10 Marcella Castiglia, con il 15 Martina Lavelli, con il 16 Erika Di Carolis, con il 17 Eliana Collato. Buona gara a tutti.
Bravo Fiorin! Quindi voglio segnare. Andiamo? Alla grande? Siamo fermi! Sempre in forma? La mamma sempre contenta, ciao. Che bene? Bene, cosa mi racconti? Poco di carta. Sei informissima? Ciao signore, tutto bene? Ah ok, sono contenta. Andiamo dentro! Tempo che hai fatto sport, insomma. Dai piove che non fai. Dai piove! Sì. Non ci posso credere. Poco che arriva. Vai Vitto! Ciao ciao!
Puccia, testa da Inde. Affiliato per noi, Vittoria, Plain! Calma in mezzo. Gara di Andello, battuta. Lanciala adesso! Bella, vai Fiorino! Vittoria Plain, lo chiedo per lei.
In questo stadio fantastico, Intervallo, Portogallo 4, Capodanno 0, doppietta di Vignandel, doppietta di Fiorino. un desiderio invincibile è l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori Granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro in questo stadio fantastico, Portogruaro noi batteremo. Tre cambi nelle file del Portogruaro, è uscita Vittoria Fiorin, è entrata Lucia De Fazio, è uscita Vittoria Coverin, è entrata Diana Collardo e poi è uscita Denise Feltrin e ha fatto il suo esordio Martina Arelli. Dai Eliana, una volta sola. E la Nintendo non lo vedi conosciuta, lo
Subito per noi, Eliana Torlardo. Quindi non sempre tutto, ma senza almeno una roba. Cambio per il Portogruaro, esce con il 17 Eliana Collardo, entra con il numero 4 Michela Marchesina. Appunto per noi, Sara Mirandel, tripletta. Porta a casa il pallone, Zada! Cosa? Sostituì? No? Farone? Quello lì.
Giada Vignandel. Linea Bertolini al centro per noi. Dalla Vignandel ed entra con il numero 16, fa il suo esordio Erika De Carolis. Sono le piccoline. Vai Eric, vai! Eric, facci un gol! Bravo!
Erika De Carlis. Siete 47, quindi al 30, 34. In questo stadio fantastico che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori Granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro in questo stadio fantastico, Portogruaro, noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che tifiamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia